No, c'è scritto 10, sono 10 anni di UTE autonoma, 10 anni che siamo diventati l'UTE della città di Cividale e del Cividalese. È stata una decisione presa 10 anni fa, piuttosto sofferta e molto difficile da prendere, perché non era facile separarsi da Udine, però avevamo deciso che era giusto che l'UTE avesse la sua autonomia per essere radicata, diciamo, nel territorio e per venire incontro alle esigenze culturali e sociali degli utenti. In 10 anni possiamo dire che il bilancio è decisamente positivo, abbiamo fatto tante cose, abbiamo avuto momenti difficili anche. Mi piace ricordare anche in questo momento chi ci ha lasciato, la Marisa Scoziero, la nostra segretaria, Mario Rutta con la sua modestia, che è stato sempre un grande, io lo definirei un artista, poi Vargas, il nostro docente di ceramica, e soprattutto anche Vittorino Caruzzi, che ha lavorato sempre in silenzio, dando senza nulla chiedere.